Fede Pagnini, buonasera Federico. Grande Follonica, è arrivata da due sconfitte qui in Veneto, però oggi avete dimostrato quando si entra nel clou del campionato, il Follonica tira fuori tutto e oggi avete tirato fuori forse una delle migliori prestazioni della stagione. Sì, si è fatta una buona partita, un po' sprecisa a tratti, merito anche del Valdagno, però insomma eravamo anche memori dell'ultima partita che abbiamo giocato in casa contro i portoghesi e sul 3-0 abbiamo fatto tre errori proprio madornali e ci siamo fatti rimontare, quindi questa è la premessa che avevamo fatto sulla partita, concentrazione dall'inizio alla fine. E niente, e vittoria perché ora mancano veramente poche partite alla fine del campionato e un punto può fare anche la differenza. Se vieni via dalle squadre, dalle piste in Veneto con 3 punti, chiaramente sono punti che non valgono 3 ma ne valgono quasi 6. Quindi bene, bene così, complimenti a tutti i ragazzi, un grandissimo Barozzi stasera, continua una striscia positiva veramente buona e si vede e si sente. Sottolineo anche Bonarelli perché insomma ha giocato pochissimo, preso 3 minuti, c'erano 2 gol, è sempre un aiuto in più che arriva dalla panchina. Sergio sta implementando tanti giocatori giovani per cercare di allargare anche un po' voi ed allungare un po' voi la vostra vita nel senso della partita, dell'intensità. Penso che il Follonica adesso troverà il forte il Sarzana e da lì si può giocare il terzo posto, che è uno degli obiettivi stagionali, tra quei top 4 siete già ben saldamente tra i primi 4, però quel terzo posto vi fa gola. Sì, chiaramente è presto per definire la griglia di partenza dei playoff, però insomma, noi ovviamente ce la mettiamo tutta per arrivare in un piazzamento miglior possibile. E sì, Oscar sta facendo bene, entra e anche stasera, non so, ha giocato 3 minuti credo, ha fatto 2 gol, quindi cioè, ben- scusate, ben venga. E ora poi piano piano spero che troverà il suo spazio anche Mattia, che comunque sta dando tanto all'allenamento e insomma è giusto che con le dovute cautele ovviamente, perché far giocare 8 persone in una partita, io da ex allenatore anche con i bambini lo so bene che è difficile gestire tutti, specialmente in partite così, insomma è complicato, però bene, sono contento di tutti quanti e avanti così. E la tua stagione, Fede, stai giocando sempre di più? Perché all'inizio non ti abbiamo visto sempre in pista, però penso che il tuo apporto, come tutti poi voi che conoscete da quando eravate bambini, penso che sia importante, è una squadra molto solida, anche in Europa, anche i portoghesi, ma penso che potete fare anche la partita anche là, con questo spirito che abbiamo visto stasera. No, quello indubbiamente, finita la partita ci siamo detti ragazzi, qua insomma abbiamo visto come la faccenda e abbiamo fatto una buona partita secondo me. Ci siamo fatti riprendere, là sarà più dura, però credo che abbiamo tutte le carte in regola quantomeno per giocarcela fino alla fine e provare ad andarcene in Final Four. Sì, per quell'altro discorso è vero, sono partite un po' in sordina, un po' di problemi vari, però ora insomma mi sento anche abbastanza meglio sia fisicamente che mentalmente, quindi questo si rispecchia abbastanza anche all'interno della pista. Spero, insomma, io spero di dare il mio apporto alla squadra, come ho sempre detto anche ai ragazzi e all'allenatore, se per bene della squadra devo stare in tribuna, io sto in tribuna, non c'è problemi, però spero di poter darmi un contributo in pista per quello che posso. Sabato Follonica forte, penso che il capannino sarà ben pieno come già avete dimostrato nelle partite scorse, penso che sarà una gran partita da vedere. E da esserci là ovviamente. Me lo auguro che sia la partita da vedere e auguro al Forte dei Marmi di fare la miglior partita della storia e di tornarsene a casa. 0 punti ovviamente. Grazie, grazie per questa battuta, Fede, come sempre molto simpatico. Grazie Fede, e in bocca al lupo, anche insomma, tifiamo Follonica in Europa perché c'è da rivalersi a quella sconfitta a Paredes. Sì, Esatto. quella brucia ancora purtroppo, cioè siamo vista sfuggire all'ultimo, è stato veramente drammatico, però alla fine le finali sono sicuramente più quelle che si perdono di quelle che si vincono, sicché poco male. Grazie, grazie Fede, grazie per